Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Sassuolo-Cagliari, finita con il risultato di 1-0. Che dire, partita che non è tutta da buttare, siamo fuori dalla Coppa Italia, forse questo è uno dei primi anni in cui la Coppa Italia mi interessa relativamente perché abbiamo ben altre priorità ed anche ben più palesi. Eh, Però è un'uscita che ci può stare. È un Cagliari che mi è piaciuto sotto certi aspetti, tra tutti Kurfalidis e la sua fase di interdizione. Ho visto un dinamismo, una cattiveria agonistica, una voglia di prevalere, un bellissimo, fantastico giocatore, e questo mi rende contento perché sono contento che il Cagliari abbia la disponibilità di giovani così. Ma dall'altra parte mi fa anche incazzare perché dico, noi abbiamo avuto tutto questo tempo questi giovani e non li abbiamo mai sfruttati. Siamo andati a prendere altri giocatori, abbiamo ceduto i nostri in prestito alle squadre di Lega Pro. Non ha senso e questa cosa mi crea molta rabbia, veramente tanta, perché io poi per quanto riguarda il discorso dei giovani ci tengo particolarmente. Oggi poi era una serata perfetta per far giocare i giovani, quindi ben vengano i vari Curfalidis, i vari Cavoti, i vari De Socus, i vari Cagliano. Era la giornata perfetta per farli giocare perché indifferentemente dal fatto che avessimo vinto o meno, il passaggio del turno era un qualcosa in più. Eh, Non era di certo una prerogativa del Cagliari andare ai quarti, non avrebbe salvato la nostra stagione. E quindi vedere all'opera questi giovani, secondo me, ha fatto molto bene perché ti permetteva di vederli e di subire, tra virgolette, meno danni possibile. Perché se tu perdi oggi, non rischi niente a livello di classifica, ovviamente, essendo una partita di coppa. Sono contento di aver visto appunto Curfalidis. Mi è piaciuto di meno la fase realizzativa del Cagliari. Pavoletti si inventa un gol con la suola, fantastico, però purtroppo Nandez era in fuorigioco con la spalla e quindi viene annullato. Tralasciando quello e altri 2-3 tiri nel primo tempo, è un Cagliari che là davanti è stato, non dico silente, però poteva fare decisamente di più. È palese come secondo me sia mancato un collante tra centrocampo ed attacco. Un collante che forse Mazzari ha provato a fare con Pereiro, però Pereiro l'ho visto palesemente come una seconda punta. Non ha fatto da collante e secondo me non ha nemmeno le capacità per poter fare da collante tra centrocampo e attacco. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto molto poco è stato il fatto del gol, come l'abbiamo subito. Lì grave disattenzione di Carboni che quasi leva il quasi, si dimentica la marcatura e permette al giocatore del Sassuolo di segnare distinto. Però ripeto, non è una prestazione completamente da buttare, anzi possiamo trarre cose assolutamente positive, anche se positive non è la parola migliore di questi tempi, e cercare di sfruttarla al meglio contro la Fiorentina. Sarà una partita ostica, sarà una partita difficilissima perché l'avversario è molto difficile ed è in forma, ma noi siamo il Cagliari, possiamo tranquillamente provare a fare la partita, che non significa vincere, eh? Attenzione, possiamo provare a fare la partita e, e il farlo, anche il solo riuscirci, potrebbe dare una scossa, una grande, grande scossa. Teniamo le dita incrociate. Io ho detto questo ragazzi, vi saluto, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci becchiamo in un prossimo video.